E ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovissimo video di The Sims. Come vedete non credo proprio The Sims, ma è The Sims Mobile credo. Comunque è molto quasi identico a The Sims. Ma voglio vedere... Ma ci sono delle nuove case. Sta qua. Sì, ma costa troppo, chi ci dà questi soldi? Io, nelle mie case, fanno parte. Questa, 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 questa e basta. Con altri 14.854 euro potrei comprarmi questa casa, però non mi va. Qui abito io, qui il vicino rompiscatola, qui una ragazza e qui... No, aspetta, no, questo non è il vicino rompiscatola, questo è il vicino rompiscatola, questo invece cercato di far assomigliare un sacco a Roberto perché volevo fare una serie di abitanti. No, no, aspetta. Ma che schifo! Bagni. Che schifo! C'è questa pisciata a terra! Vabbè. Scommetto queste cose le farebbe pure a casa. Scendiamo tutte... Oh no. Mettiti qua, oi. Chi è? Ancora, quanto hai pisciato? Ma poi esiste il bagno per una cosa apposta. Tu vai a pisciare sul giardino. Boh. Va, entra in casa. Qui ho fatto la sala per gli ospiti. Cioè, nella casa pronta. Non chiedetemelo perché ho messo due dolci e uno a fianco all'altro. Perché non ha senso. Però non chiedetemelo. Questa è la casa nostra di Robby. E questa è la casa, è la stanza degli ospiti. Questa è la macchina. Oh, c'è il ragazzo che mi dà premi. Vediamo se ci dà qualcosa di buono guardando i video. Speriamo che ci darà cose buone. Che qua Facebook, no, già lo tengo. Cioè, ripeto, io vorrei praticamente portare sopra a The Sims tante case dove ci saranno tutti i miei amici che staranno sopra al canale YouTube. Questi qui sono buoni e non è cosa brutta. Vediamo se ci dà pure altra roba oltre. Cioè ce la darà sicuro, però speriamo buona. Ma quella X è già uscita nel frattempo, noi ci sto guardando il video giusto per... Vediamo. Una sedia. Questa qui secondo me va sì bene dentro, sì bene fuori. Non facciamo stesso errore dell'altra volta, ok. Qualcosa di buono, qualcosa di buono, qualcosa di buono, qualcosa di buono, qualcosa. 600 euro non sono da buttare, Ma sta uscendo sempre lo stesso video per fortuna perché questo qui ci mette 4 secondi e già possiamo toglierlo. Oddio.
altri 400 euro, quindi già siamo una buona cifra. Ho capito che è buono sto video perché dura pochissimo. Ma che cavolo, sempre lo stesso. Poi sempre bianco e nero, ma essere rimasti agli anni 800. Hai vinto una serie questa. Questa è una serie tutte ste. Ancora sto video. E basta. Qualcos'altro. Il divano è bianco, però non tanto grande, ma non è roba da buttare. Logicamente le cose che non mi servono le posso anche vendere. Sono zitto, scusate. Questo qui me lo vendo subito, dato che Natale è anche passato. Dovrei togliermi quell'albero. Anzi, quello me lo rimango in caso che viene la trota Natale qua su. Cioè, qui aveva messo il Natale anche se era estate. Ancora sti cose. Andiamo ancora. Siamo già a 6 minuti di video, stiamo sempre vedendo video. È sempre lo stesso! E basta! Al massimo diciamo sto vedendo sempre un video ma 4000 volte. Una tele, ok. Ancora! Gesù, aiutami tu, mi sto spaccando di cibo, di serie TV, ormai da 3 settimane non mi lavo più. Ok, non posso prendere più niente, però un bel po' di roba l'abbiamo presa. Posta, 448 euro pure. Oddio, qua è pericoloso. No. No, 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 no. Ok. È notte, entra in casa. Mamma mia, quanta roba devi fare? Mannaggia te io. Ah, comunque ho fatto che oltre io ero coinquilino con Roby. Infatti se avete notato ci sono 2 letti. Poi c'è la cucina. Qua c'è la zona lavoro per fare le candele, eccetera, eccetera. Ah, ho messo le luci in automatica. Qui c'è il mio computer, qui c'è quello di Robby, visto che lui c'era portabile. Anche io ce l'ho portabile, però in questa casa c'era già questo, quindi ho pensato di prendermi questo, dato che a Roberto piace il rosso e a me il blu. E quel computer un po' di blu. E poi mi piaceva logicamente perché devo dire tutte queste cose. Poi stanza da lavoro con il computer degli anni 80. Un telefono. Il frigo perché non deve venire in casa nostra. Là. Quando la mangiare sempre. Fatti a fare una doccia perché mi fai schifo. Schifo. Non in questa. Nella stanza che ospiti. Questa. Fare una sciacquata veloce. Boom boom boom. È finito Robby. E muoviti. Ma che hai 85 anni che ci metti 44 ore per arrivare solo a una doccia. Ah, bella fresca. Così risvegli un po'. Censored, censored, censored. Ste luci qua fuori. Ma so buggato. Ci sto a capire poco. Ecco come sono uscito. Come stai per lavarti bene, il bagno bene. Una dormi.
Facciamo che ti pigli un caffè. Ah, ce l'hai la macchinetta, ok. Pensavo che non ce l'avevi. Inizia a fare un bel espresso, 20 secondi. Pam pam, ti svegli tutto. Tutta energia ora. Ma queste luci sono buggate. Hai fatto questo espresso. Ovviamente sono andare a bere sul divano. Mi sembra logico. Se seccare sul divano lo mandi in cielo. Tutte. Ma perché però nella sala degli ospiti? Cioè tu non potevi andare proprio. Non potevi andare sul tuo divano. Quello di casa. No, no, la sala degli ospiti. Certo, certo. Ok. Poi fammi sapere che dottore hai perché per sopportarti è un casino. Mi sembra anche a me. Ma mi dispiace ancora per che non ho potuto fare il vlog ieri. No, qua. No, ieri. Sì, ieri. Però prima devo andare. Fra poco vado a cambiare casa, questo qui me ne frego. Finito? È finito? Assa fa maronna. Vai là. Piedi un altro caffè che devi arrivare al 100% sto coso, altrimenti ti addormenti con la testa mentre mangi, con la testa nel piatto. Non devi andare a fare una villa però una stanza di 7 per 2, 3, non mai problemi. Tutto a posto. Andiamo a casa di questa Emma, wow, la femmina. Questa casa di. Cioè, come i cammelli. Fateci un costicino. Sono qui. Fatemi un costicino. Ah, se cosa ne fa questo basta che ho fatto vedere così. No, basta. Non voglio fare il video nel video, basta, mi sono rotto. Allora, tu mi dici che problema. Non capisco. No, non lo capisco proprio. No, vai, vai. Allora, ti guarda, vai. Prima esci in mutande.
Poi ti metti a pisciare in giardino. Ma allora che ce l'avevamo di vendere a casa, tanto abiti nel giardino, pisci nel giardino, mangi nel giardino, mangi in piedi col piatto in mano in giardino. Fra poco dormi sul prato, tanto per te è comodo. E dalle, fra poco dormi qua sulle rose. Potete i sogni. Sentiamo le sta a casa con specolo che cavolo vuoi. Io me ne vado dalla mia ex personale, il mio corpo umano reale. Alessandro, guarda che... Metterla papà. Anzi, fatto una buona strofinata di 4 minuti, ti fai tutta una botta. Nel frattempo me ne vado a qualcun altro. Ma non si può, ma non si può, ma non si può. E chi vado? Il cattaro di maso. Quando questo ha fatto tutto, è finito di mangiare tutto dolce, tutto io. Quanti anni sono? Non so che fare, non so che fare, non so che fare. Se sta fatto tutto, incontrare un po' qua a casa, buongiorno Emma, si dice, buongiorno. Stasera vengo qua, vengo qua, perché c'è la camera buia. Perché rimane qua che non entra là a fare lo sporcaccione. Non potete cenare assieme se non avete un abbigliamento decente. Andare con me così dopo a casa di uno, sempre uguale, sempre vestito uguale, senza farti manco la doccia, ma mangiarti un dolce. E dalle. Allora, vediamo una bella mantilla. Questa dai. Vabbè, fatti una tagliatura decente, non da pegata, non egiziana. No, lì è. Guarda, ma che non si può. Non preoccupare per questa volta, mia schiava.
quindi scarpe, sono decenti, non voglio carte che mi stanno per niente bene. Quindi questo che devo fare, questo si da noi, quindi non devo calcolare proprio. Un bel pacchetto, un bijou, per fare video di bellezza, dei video il trucco come vedete che stavo oggi è nato un nuovo, quindi faccio questo, guardate come bellissima così, ciao. No, ma allora significa che la stessa è attivata perché la gente può passare. Allora, sì, allora non so perché. Che cazzo questo biglietto. Se mai trovo una camera di io, mi passate. Meglio per te. Esatto, così, là. Un abbigliamento dove lui deve essere elegante, altrimenti non fai niente. Il vestito di fatto quello da questo staffer. Allora, uomini, pantaloncini, 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 per un altro problema, la così, non mi vedo che non continua a questo video, fai pensare, ripetetemi, questo potrebbe bene, guarda di questo, scarpe decenti, ma tu ora mi dici da quando io non posso queste scarpe, metti di questo, faccio un video, sta perfetto, perché si fa bene, e quindi il cappello, no, 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 così a questo, la barba, no, 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 va bene, tutti a dormire e ciao, che da sabato tutti
si deve mangiare. Si deve mangiare in cucina. Andare a cucinare. E no, ci vediamo al prossimo video dove faremo fare una cenetta a questi due, Roberto e David. Ci vediamo al prossimo video. Vabbè, mi ricordo di non scordarvi di lasciare almeno 100 like, anche se non ho molto iscritti, attivate la campanellina per perdere nessun video di noi. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Non lasciate tantissimi like e vi ricordo di nuovo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun altro dei nostri video con i nostri amici.